L'occasione di cui stiamo parlando oggi è appunto il convegno della Quaestio, ultimo testo di Dante, che Dante non soltanto scrive ma pronuncia pubblicamente in una data certa e in un luogo certo, ed entrambi questi aspetti, quello geografico e quello temporale, sono legati proprio alla città di Verona, nel senso che Dante ha pronunciato la Quaestio Deat per terra nella chiesa di Sant'Elena presso il Duomo di Verona il 20 di gennaio del 1320, quindi cadono esattamente i 700 anni dal giorno in cui Dante ha pronunciato la Quaestio, ed è proprio in quei giorni che noi faremo come università questo bellissimo convegno internazionale incentrato proprio su questo ultimo testo. Un appuntamento che credo ci porrà sotto una lente di osservazione internazionale, perché il convegno è un convegno di studio internazionale organizzato dall'Università di Verona e sarà preceduto da una lettura interpretativa della Quaestio del regista veronese Alessandro Anderloni. Quindi davvero ci sono stati già degli appuntamenti, ce ne saranno altri per arrivare alle celebrazioni ufficiali che si terranno da settembre 2020 a settembre 2021. Saranno tantissimi gli appuntamenti proposti dalla nostra città e anche in coordinamento con le altre città dantesche, Firenze e Ravenna, con cui siamo sempre in strettissimo contatto di lavoro.